Salut a tutti e compa qui in Sermanu, settimana la terza per mandare a scontrawa Antoni Duigeli che fa già varina e gastagna ma di noi l'abbe o ridroemo subito dunque in Sermanu. RCFM e Campacui. Nada che, né tanto nada che la Giuseppe Praude in fondo in me dice radio. E se lì quella di Averina dice radio che i Moetti avevano già Nanzo, donc on a dû fatto che ribia i luoghi va mia e per poi sviluppare un'esploitazione che ha creato io da zero. Donc soprattutto da Nonda e adesso ha comunque sviluppato, ha fatto comunque parecchi affari e ha recuperato i luoghi, l'ha puliti, l'ha chiosi e fa che ora posso goi e produce appena i verina. Ha un pochi castagni di famiglia, dopo altri castagni di affitto e altri terreni che compro. E dunque ora sviluppo piano piano perché sono tutto un autofinanziamento come lo si dice e dunque un anno dall'altro mi paga a strafare a modernità di esploitazione, macchine che ci vogliono per poi pistare, per poi trattare tutto ciò che è il processus di fabbricazione di averina, je dirais, perché non è mica facile. E dunque ho potuto comprare un mulino che ha Pedro del Fuccio, un giornale. E dunque l'ho comprato un mulino quando l'ha arrestato lui Brugia a Verino. Dunque ho su mulino gusti, cosa non tracciai di costruire ovviamente per poi lo mettere in piazza. Dopo faccio l'abe, no? Ho una quarantina di uni e questa è sempre stata una passione di poi gioco. L'abe mi è sempre piaciuta, è interessante, si può mangiare, posso fare i vivi e poi con l'abe si può fare tutto qua dice radio. Con Bugno non c'è mica solamente che un mele, c'è un polene, c'è un propolis, c'è la gera, c'è parecchio a fare regine, si rifacciano l'abe maestro, come le si dicono, si rifacciano l'abe maestro tutti i 3 o 4 anni, c'est quand même assez passionnant, diremmo. Io campo un paese, cerco di stare un maximum in un paese, sviluppare un'attività qui, per poi cercare di fare una piccola economia di non cercando qui di odio, perché non è mica facile, siamo un cantone appena persi, come lo si dice, dunque cerchiamo di fare poco presto, ciò che lo si può a un nostro livello. E domani per sto quarto giorno in Sermanu parleremo di un gantum padiela, dunque tradizione di un paese, ne parleremo con Raffaele Imperinetti. A domani dunque per sto quarto giorno di compa qui in paese di Sermanu. RCFM e Campacui.